Una pioggia ghiacciata talmente pericolosa per i mezzi in transito da far chiudere la A13 a Villa Marzana in entrambe le direzioni per quasi 4 ore. Adesso conosciamo anche quella che gli esperti definiscono la freezing rain, una pioggia diversa dal nevischio e dalla grandine che passa dallo stato liquido in aria al congelamento immediato a contatto con gli oggetti che tocca e con il suolo. Il fenomeno si è verificato anche in molte zone della bassa padovana, mandando in tilt la circolazione su molte strade. Difficoltà per gli automobilisti dovute al ghiaccio anche a Padova. Qui le vie intorno alla città risultavano congelate, di conseguenza il traffico è rimasto semi-paralizzato, ma anche a Monselice e ad Este. Molti gli incidenti con auto finite nei fossati o contro i pali, quello più grave nell'Alta Padovana alle 6:30 a Campo San Piero, quando un uomo a bordo della sua auto è finito fuori strada in via Corso. La vittima è un operaio di 58 anni che probabilmente ha perso il controllo del mezzo, sempre a causa del ghiaccio a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118 dei vigili del fuoco, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Numerosi altri incidenti hanno impegnato le forze dell'ordine e sempre i pompieri, molte le chiamate per persone volate per strada e finite in pronto soccorso con lesioni e fratture. Traffico e rallentamenti in tutte le principali arterie cittadine, strade ghiacciate, incidenti, disagi anche nel Vicentino. Prima delle 8 si è verificato un sinistro tra Montebello e Vicenza Ovest in direzione di Venezia, con il conducente di un tir rimasto incastrato nella cabina e liberato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Inevitabili le conseguenze per la viabilità, con 8 chilometri di coda. Ma non si è trattato di un episodio isolato. Fin dalle prime ore si sono verificate altri incidenti in tutto il Veneto a causa dell'asfalto ghiacciato, anche con vetture finite fuori strada. La morsa del freddo, tra l'altro, non accenna a diminuire, con minime di 4-5 gradi centigradi sotto la media stagionale, con una punta di meno 22 su Dolina Campoluzzo nel Vicentino, mentre ad Asiago è di meno 15. A Cortina meno 10 e poi in pianura si sono registrati meno 7 di Verona e Belluno, meno 4 di Rovigo e Venezia, meno 2 per Vicenza, mentre Padova e Treviso si assestano sul meno 1.